Il Gaeta è ancora tabù per l'Enna, ma quanta sfortuna. La formazione di Ciccio Passiatore spreca tanto e la Vibonese, cinica quanto basta, ringrazia. Appuntamento con la vittoria casalinga ancora rimandato per Cicirello e compagni che, però, escono dal campo fra gli applausi per aver dato tutto nell'arco dei 97 minuti di gioco. Pronti via e al 10° la prima occasione giallo-verde. D'Amore si accentra dalla sinistra, prova la conclusione respinta dalla difesa e sulla ribattuta Cicirello sfiora il palo alla destra del portiere. Poco dopo, schema su punizione, Cristiano serve in aria, spizza d'Agata e un difensore con la complicità del portiere devia in angolo. È sempre Enna nella prima mezz'ora e al 17° è Moreso dal limite dell'area che ha la palla giusta, ma il destro del centrocampista spagnolo non è preciso anche per la deviazione di un difensore in angolo. Dalla bandierina è ancora D'Agata di testa ad avere un'occasione, ma la palla si spegne alta sopra la traversa. Al 20°, altra potenziale occasione da gol. João Pedro serve al centro, Aperi anticipa tutti, ma la sfera termina sul fondo con l'attaccante che chiedeva anche un corner, non concesso però dal direttore di gara. Al 27° la Vibonese costruisce la prima occasione da gol, ma è Lenna a fornirgliela. Otero scivola al momento del cross favorendo il contropiede di Terranova che serve Alagna, il quale però a tu per tu con Simeoli spara alto. Ma l'attaccante si rifarà 6 minuti dopo quando un lancio dalle retrovie coglie impreparata la retroguardia gialloverde. Non Alagna, stavolta che è freddo quanto basta per lo 0-1. Reazione rabbiosa della squadra di Passiatore. Cristiano dalla sinistra 2 minuti dopo offre un pallone d'oro a Cristo di Dio che di testa però non schiaccia a sufficienza la sfera che termina alta sopra la traversa. Lo stesso Cristiano poi al 45° ha una palla buona dal limite dall'area, ma l'esterno d'attacco calcia centrale e Bifulco blocca. Pronti via e dopo 30 secondi Lenna raggiunge il meritato pareggio. Casa di Dio serve Cicirello che di sinistro, dal limite dell'area, batte il portiere Bifulco. Esplode il Gaeta e il migliaio di spettatori per il meritato pareggio dell'Enna. Sull'inerzia del gol ritrovato, 3 minuti dopo, combinazione Aperi Casa di Dio sulla destra, con la conclusione di quest'ultimo che viene respinta ancora da Bifulco. La gara si vivacizza, iniziano i primi cambi da una parte e dall'altra e la Vibonese impegna Simeoli con un destro di Atteo al 27°. 1 minuto dopo, su capovolgimento di fronte, Otero dalla destra scodella in mezzo per Aperi che in girata però calcia alto. Poco dopo, Aperi crossa in mezzo, Cicirello viene anticipato da Bifulco e sulla respinta il neoentrato Nardella tenta il gol in acrobazia senza fortuna. Alla mezz'ora l'occasione più ghiotta, Nardella vede col contagiri l'altro neoentrato Bamba che si invola tutto solo verso la porta di Bifulco, ma il diagonale dell'attaccante si spegne sul fondo per la disperazione dei tifosi del Gaeta. Gol sbagliato, gol subito, ancora un lancio dalle retrovie, stavolta è Terranova a trovarsi a tu per tu con Simeoli e non sbaglia. Lenna si riversa in avanti, ma presta il fianco alla squadra di Facciolo e così nel recupero arriva il definitivo 3-1 ancora con Alagna che supera Simeoli e fa centro. Sconfitta amara per l'Enna che però ha mostrato grande vitalità ed è già proiettata al derby di giovedì a Caltanissetta contro la Nissa.